Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Legati, torturati e uccisi dal padre con catene e ferri da camino. Lui era ossessionato dalle presenze demoniache. Emergono nuovi macabri particolari sulla strage di Altavilla Milicia. Attenti ai pericolosi santoni che promettono soluzioni ai vostri problemi. Sono le parole dell'esorcista Fra Corallo, sacerdote della Chiesa Cattolica, che chiarisce cosa sono e chi può somministrare i riti di liberazione. La protesta dei trattori non si arresta. Oggi mobilitazione a Poggioreale nella Valle del Belice, domani manifestazione davanti al Palazzo della Regione. Deceduto alle Bahamas dopo un malore, il corpo rientra in Italia imbalsamato e senza organi. La procura di Catania indaga sulla morte misteriosa di Alfio Torrisi, un falegname in trasferta per lavoro ai Caraibi. Nuovo colpo alla rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, arrestati i figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara che faceva da autista al capo mafia, anche lui finito in carcere. Calcio Catania e Messina, domani in campo per il turno infrasettimanale della Lega Pro, rossazzurri in trasferta a Latina, i giallorossi ospiteranno il Sorrento. Ancora ben trovati, apriamo ancora una volta il nostro telegiornale con la cronaca perché arrivano ulteriori dettagli sulla mattanza di Altavilla Milicia nel Palermitano. Il rito sarebbe iniziato diversi giorni fa, sequestrati catene e ferri da camino utilizzati probabilmente per il rito esoterico nella casa del muratore Barreca. Il servizio è di Marco Gullà. Li hanno torturati per giorni, fino ad ucciderli. Una mattanza iniziata probabilmente tra mercoledì e giovedì di una settimana fa e culminata con l'assassinio della moglie e dei due fratelli. Altavilla Milicia è ancora sotto shock per quanto accaduto ad Antonella Salamone e i due figli di 5 e 16 anni. Giovanni Barreca e la coppia di amici Massimo Carendente e Sabrina Fina avrebbero iniziato il macabro rito esoterico da diversi giorni. Poi dopo sarebbero iniziate anche le torture. I fratellini sarebbero stati contusi anche con delle catene e ferri da camino, oggetti che sono stati sequestrati dai carabinieri. Antonella Salomone invece sarebbe stata uccisa e poi bruciata. I resti della donna sono stati poi coperti con delle pietre sterpaie nel giardino esterno della casa. Dettagli macabri da film horror. I 3 sospettati erano ossessionati da Satana, in preda a deliri mistici, invasati, frequentavano la stessa comunità evangelica da cui si sono distaccati per organizzare un gruppo di preghiera autonomo. Da alcuni giorni la coppia si era trasferita a vivere nella villetta dell'orrore con l'obiettivo di scacciare i demoni. Sarebbe stato Barreca che avvertiva la presenza del demonio a rivolgersi a loro come se fossero degli esorcisti e quindi è iniziato tutto. Nessuno in zona aveva notizie del muratore, i figli non sono andati a scuola per una settimana, ma alla telefonata dei professori avevano detto stiamo male, per adesso non possiamo venire. Chissà perché non hanno chiesto aiuto, probabilmente non avevano ancora capito a cosa stavano andando incontro. È stata fissata per domani, intanto davanti al GIP di Termini Imerese, l'udienza di convalida dei fermi dei 3. A tutti la procura di Termini, guidata da Ambrogio Cartosio, contesta il reato di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Nella mattanza di Altavilla Milicia un ruolo fondamentale ha avuto anche la coppia amica di Giovanni Barreca. Siamo stati nel quartiere dove vivevano prima di essere arrestati. Per i vicini erano delle persone riservate che parlavano anche poco. Il servizio. Sferracavallo, borgata a nord di Palermo. In questa palazzina viveva la coppia amica di Giovanni Barreca. Al momento Sabrina Fina e Massimo Carendente sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sono ritenuti complici di Barreca nella mattanza di Altavilla Milicia. I vicini di casa li conoscevano, ma dicono erano molto riservati. Sono persone molto riservate, la mattina uscivano e non sapevo cosa facessero. Poi io vado a lavorare, la mattina non li vedo, quindi ho trovato un banale buongiorno e buonasera quando ci si incontrava per le scale. Non erano, diciamo, alla portata di noi, diciamo. Cioè? Cioè erano molto riservati. Ma cosa facevano? Li vedevate uscire? C'erano dei momenti di preghiera a casa? No, non ne sapevamo niente tutto questo. No, non c'era niente. Hai sentito mai rumori strani, no? No, mai. E il presunto assassino? Solo dei cani che disturbavano, ma niente di
Quando l'ho letto sui giornali ho detto ma la cosa è molto molto strana, perché ancora non ci credo veramente. Ma la coppia, che risultava disoccupata, sarebbe stata ossessionata da Satana, in preda a deliri mistici. Abbiamo fatto solo del bene, avrebbero detto agli investigatori durante l'interrogatorio Fiume di domenica scorsa. E oggi a Sicilia 24 Focus su Telecolor, intervistato da Adelaide Barbagallo, ha parlato un esorcista, Fra Massimo Corallo, che ha chiarito chi può fare i riti di liberazione e ha messo in guardia da santoni e fattucchiere. Sentiamo. L'esorcismo, il rito dell'esorcismo può può celebrarlo soltanto un sacerdote incaricato con nomina scritta del vescovo diocesano. Quindi neanche, hai detto bene, neanche un sacerdote semplice, tra virgolette, può celebrare il rito. Le persone che si sono recate da questi santoni non ciarlatani, purtroppo, e ce ne sono nel nostro territorio siciliano, ma votati totalmente a Satana, sacerdoti di Satana, persone che coscientemente hanno deciso di essere discepoli del male. Queste persone compiono dei riti per i quali intaccano gradualmente e profondamente la profondità della coscienza della persona, fino a aprire dei canali, delle porte spirituali. Adesso cambiamo argomento. I giudici romeni hanno detto no alla richiesta degli arresti domiciliari presentata dai legali di Filippo Mosca, arrestato nel maggio scorso. Il 29enne di Caltanissetta da mesi denuncia di essere detenuto in condizioni inumane e degradanti, celle sovraffollate, piene di topi e scarafaggi, continue situazioni di violenza. Dal carcere di Porta Alba più volte Mosca ha chiesto aiuto, si trova, lo ricordiamo, in Romania. Agricoltori in protesta anche oggi pomeriggio, questa volta a Poggioreale. Domani pullman da tutta la Sicilia e trattori in Piazza Indipendenza davanti alla sede del governo regionale. Il servizio. Ancora un pomeriggio di manifestazione per gli agricoltori siciliani, il penultimo nell'isola prima del grande incontro di Roma. I trattori oggi hanno marciato su Poggioreale per tornare a portare la protesta lì da dove tutto è iniziato, nella Valle del Belice. Ieri era toccato a Bolognetta, la marcia era arrivata fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate alle porte di Palermo, ma il clou è atteso per giovedì a Roma, dove sarà nutrita la delegazione siciliana. Gli agricoltori, che qui non si sono spaccati in più tronconi come è successo in altre parti del paese, prevedono di inviare nella capitale una delegazione sostegno delle richieste che loro portano. Con loro anche gli uomini di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Domani invece toccherà alla Regione. Gli agricoltori, sempre con De Luca, arriveranno a Piazza Indipendenza, saranno presenti 20 pullman, così come concordato con Questura e Prefettura per questioni di ordine pubblico, provenienti da varie province, insieme a 5 trattori autorizzati dalla Prefettura. L'appuntamento è alle 12 per quella che è già stata chiamata la manifestazione di San Valentino. Poi toccherà, come detto, la trasferta romana, che si preannuncia molto partecipata da parte dei siciliani. Due le richieste portanti: la dichiarazione dello stato di crisi nazionale per l'agricoltura e il blocco delle importazioni dei grani extracomunitari a partire da quello canadese. Adesso una storia che ha insomma dei risvolti strani. Parliamo di una storia, quella del falegname di Giarre, morto sul lavoro in una nave da crociera. Il cadavere è rientrato in Italia, imbalsamato ma senza gli organi. Una serie di misteri in una vicenda certamente tutta da chiarire. Il servizio di Simona Mazzoni. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'inquietante vicenda che ruota attorno alla morte di un falegname di Giarre, Alfio Torrisi, 54 anni, che lascia moglie e un figlio di 11 anni. Torrisi si imbarca l'8 ottobre dello scorso anno per lavoro, per guadagnare qualcosa in più, in direzione Bahamas. Deve occuparsi della pavimentazione in legno, ma 2 giorni dopo ha un malore. I colleghi chiedono aiuto, i soccorsi non arrivano e comincia un tira e molla tra gli ospedali di Miami, Freeport e Florida.
Ci vorranno 3 ore e mezza prima che arrivi l'ambulanza e 3 giorni per essere intubato, denunciano i familiari in un esposto in procura, assistiti dagli avvocati Antonio Fiumefreddo e Giuseppe Berretta. Una storia agghiacciante che oggi il collega Mario Barresi racconta sulle pagine della Sicilia e che non finisce qui, perché oltre al mistero sulla morte dell'uomo resta quello sulla salma rientrata in Italia. A Catania il medico che deve occuparsi della seconda autopsia fa una scoperta incredibile. Dentro il cadavere non ci sono gli organi, ma segatura e fogli di giornale. Questi organi sarebbero scomparsi non ad iniziativa dei medici che hanno eseguito l'autopsia, ma ad iniziativa di questa società di onoranze funebri. E chi è composta, di che cosa si occupi, se ci sono traffici particolari. È chiaro che pensiamo a tutto. Al momento risultano 2 indagati, il titolare della Tecnitec di Riposto Nirelli, che ha ingaggiato il falegname, e il comandante della nave Carnival Giuseppe Castrogiovanni. Sono tanti a questo punto gli interrogativi, spiega il legale. Tante domande che si uniscono al modo in cui questo poveretto è morto, no? Cioè, se si può ancora oggi morire di lavoro dopo aver fatto 16 ore di volo tra più tratte, per poi stare 14, 15, 16 ore sotto il sole a lavorare. E questo attiene alle cause, ma quello che è successo dopo non è meno inquietante. I familiari sostengono che il falegname godeva di ottima salute prima di partire, aveva fatto anche dei controlli medici. Allora, cosa è successo su quella nave? Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, comunica che da domenica 25 febbraio a sabato 16 marzo lo scalo trapanese resterà chiuso per lavori di manutenzione della pista. I voli saranno riprotetti dalle compagnie aeree che si metteranno in contatto con i singoli passeggeri. Il 16 marzo l'aeroporto di Trapani riaprirà alle 8 del mattino. E adesso parliamo della rete dei fiancheggiatori di Messina Denaro che ha coperto la latitanza del boss. Sono stati arrestati Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazzara. L'uomo faceva da autista al capomafia, finito in manette appunto anche lui lo scorso anno. Insomma, una famiglia che fiancheggiava la latitanza del boss. Ci racconta tutto Laura Spanò. Un altro colpo alla rete di fiancheggiatori che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Rossi, carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, investigatori dello SCO della Polizia coordinata dalla DDA di Palermo, stamane hanno tratto in arresto Vincenzo e Antonino Luppino, figli di Giovanni, imprenditore agricolo di Campobello di Mazzara, autista di Messina Denaro. I 2 fratelli erano già iscritti nel registro degli indagati. Sono accusati di favoreggiamento e procurato in osservanza di pena, aggravati dall'essere stati commessi per avvantaggiare Cosa Nostra. Tra la mole di documenti sequestrati e visionati dagli investigatori è stato scoperto che Messina Denaro versava all'imprenditore Giovanni Luppino periodicamente somme di denaro che il boss segnava nei diari, soldi per i fiori acquistati dopo la morte della moglie dell'imprenditore e per diverse cene e pranzi fatti in occasione di compleanni dei figli con i quali faceva abitualmente vita sociale. Fu Vincenzo Luppino poi ad avere curato nel giugno del 2022 il trasloco del latitante in vicolo San Nicola. Poi un altro passaggio, il 29 dicembre del 2022, pochi giorni prima del suo arresto, Messina Denaro passava in auto sotto casa dell'ex compagna, madre di sua figlia, e delle sorelle Bic e Giovanna Castelvetrano. Lo seguiva e gli faceva da scorta il furgone di Vincenzo assieme al fratello Antonino. Alla guida c'era il padre Giovanni. Il boss ricercato transitava sotto casa dei suoi per rivedere i luoghi alloecari e nella speranza, sospettano gli investigatori, di riuscire a scorgere i familiari sia pure da lontano. Ad Antonino Luppino era stato comunicato il numero di uno dei cellulari usati dal boss, mentre il fratello Vincenzo sarebbe andato alla clinica La Maddalena quando il boss fu operato. Infine, in un'area recintata di proprietà di Luppino, la polizia, 2 giorni dopo l'arresto del boss, trovò la Giulietta Alfa Romeo utilizzata da Messina Denaro per i suoi spostamenti. Insomma, una famiglia a completo servizio del boss e non un semplice atto d'amore verso un paziente ammalato. Adesso parliamo di consumi, perché con la fine del mercato tutelato di luce e gas adesso arrivano tempi duri per i consumatori alle prese con le nuove tariffe. Noi vi proponiamo in questo servizio una guida per orientarsi meglio. Giusy Lazzara. Con la fine del mercato tutelato per luce e gas inizia una nuova stagione per i consumatori alle prese con tariffe variabili, tenuto conto che i termini di chiusura dei servizi di tutela sono stati fissati per il 31 dicembre 2023 per il gas e per il 30 giugno 2024 per la luce.
Questo vuol dire che bisogna aver fatto una scelta al momento solo per il gas. Cosa fare allora? Nessuna novità e resta tutto invariato per gli over 75, per i disabili con la 104 e per i percettori di bonus energia. Per chi non ha ancora effettuato alcuna scelta, invece, si passerà al mercato a tutela graduale. Il gestore di gas applica il contratto Placet per un anno con le tariffe approvate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Se si decide di scegliere un nuovo gestore di energia, si valutano sul mercato libero le tariffe variabili delle compagnie. Anche in questo caso verrà applicato il contratto Placet, con la possibilità in ogni momento di scegliere una diversa offerta nel mercato libero. E per tutelare i più fragili, la CGIL e Federconsumatori hanno lanciato la campagna Fermati, non prendere la scossa. Primo obiettivo: contrastare gli aumenti stimati del 7% sulle bollette. Ci sono 600 aziende in tutta Italia, ognuno ovviamente propone il suo prodotto, ma non sempre quel prodotto è un prodotto che fa risparmiare. Tante le insidie per i consumatori. Nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, massima attenzione a dove si firma e a cosa si firma. E allora oggi è martedì grasso, ultimo giorno di carnevale. In questo servizio vi mostriamo i costumi del carnevale di Mister Bianco. Simona Mazzoni. Siamo certi che domani in tanti cominceranno anche le diete. Noi ci fermiamo, una piccola pausa e poi il calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio. Il Catania che domani giocherà a Latina nel turno infrasettimanale deve fare i conti con diverse assenze. Il tecnico Lucarelli prova a recuperare qualche acciaccato. Il servizio di Francesco Triolo. Latina, crocevia del Catania per capire che vuole fare da grande. La partita contro la Casertana ha lasciato qualche dubbio su quale sia la reale consistenza, non il valore, sia chiaro, su quello non si discute, del gruppo etneo. Adesso chiamata ad una prova di carattere in casa di una delle squadre che viaggia da un po', con una certa regolarità a metà classifica, ma sempre insidiosa. Lucarelli deve sempre fare i conti con le assenze, non solo quella di Sturaro fermato 2 turni dal giudice sportivo. Ci sono gli infortunati a preoccupare il tecnico, a parte gli ormai acclarati Zammarini, Rizzo, Silvestri, Marsura, Mazzotta, Beters e anche Sturaro. Restano da verificare le condizioni di alcuni giocatori. Uno di questi è Peralta, che domenica non ha giocato perché colpito dalla febbre. Celli ha accusato qualche fastidio durante il riscaldamento, Chiarella ha riportato una contrattura al flessore. Difficile pensare oggi che domenica, dopo 4 giorni, ci sarà la sfida alla capolista Juve Stabia. I problemi sono adesso, sono tutti da affrontare. La società sta cercando di correre ai ripari, almeno numericamente, ed è attesa a breve l'ufficializzazione del centrocampista Emanuele Ndoi, origini albanesi, ma nato a Catania nel 96, svincolatosi dal Brescia dopo aver giocato 30 gare nelle ultime 2 stagioni. Cresciuto nelle giovanili di Padova e Roma, Ndoi ha totalizzato più di 140 presenze in Serie B con la maglia del Brescia, militando anche tra le file del Cosenza. Può essere un tassello importante in questo periodo così intenso per i rossazzurri.
Allora, è stato nominato in questo servizio, adesso è ufficiale, il Catania comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Ndoi, che è nato appunto a Catania, classe 1996, ha disputato 6 gare con la nazionale albanese, è andato a segno contro l'Ucraina, ha indossato anche la maglia del Brescia, come diceva il servizio. Dal 2016 il neorossazzurro ha già raggiunto in serata i compagni di squadra, si è legato contrattualmente al club fino al 30 giugno con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Adesso parliamo del Messina che dopo il colpaccio di Avellino si affaccia in zona playoff. Giallorossi alla ricerca del 6° risultato utile consecutivo. La sfida contro il Sorrento accende l'entusiasmo della tifoseria. Sergio Colosi. Il Messina è pronto a regalarsi una serata ad altri tempi. Domani, con inizio alle 18:30, ospita al Francoscoglio il Sorrento e guarda ad uno dei primi 10 posti della classifica, pur mantenendo alta l'attenzione sul traguardo della salvezza diretta, impensabile fino a 2 mesi fa. Un appuntamento insieme a quello di domenica prossima in trasferta con il Giuliano che può certificare nuovi obiettivi e la crescita dei giallorossi che nelle ultime 5 giornate hanno raccolto 13 punti. Contro il Sorrento è prevista una buona cornice di pubblico, testimoniata dalla prevendita, dalle iniziative del club peloritano, ma soprattutto dai risultati maturati sul campo. Modica sembra intenzionato a non affidarsi al turnover, già costretto a fare i conti con infortuni e squalifiche. Assente Salvo che sconta la seconda delle 3 giornate, mentre Pacciardi e Polito hanno ripreso soltanto ieri a lavorare in gruppo. Il Sorrento, superato dalla vicecapolista Picerno, è in piena zona playoff con un +4 sul Messina, sconfitto all'andata dalla matricola campana con un rigore di De Francesco. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.